Con noi Luca Giaroni, diciamo che dopo la partita di questa sera hai del materiale importante su cui lavorare. Sì, sicuramente, al di là del risultato un po' pesantino stasera, però al di là del fatto che affrontavamo una squadra che è stata costruita appositamente per il salto di categoria, effettivamente si è dimostrato che sono comunque più forti di noi e su quello non c'è dubbio. Mi dispiace un po' per il fatto che comunque abbiamo preso soprattutto i primi 3 gol, più che altro 3 gol casuali su situazioni di palla che è rimasta lì in area, respinta, perché a livello proprio diciamo, di gioco e quant'altro, secondo me il primo tempo noi abbiamo giocato, se non alla pari, comunque quasi alla pari. Secondo me abbiamo giocato molto bene. Poi presi quei 3 gol lì, un po' ci siamo probabilmente smontati a livello mentale, siamo rientrati col piglio giusto e prendere il 4-0 poi dopo poco nel secondo tempo, probabilmente lì la nostra partita è finita. Però mi è piaciuto il fatto che comunque i ragazzi, chiunque ci fosse in pista in quel momento, ha dato tutto per i 50 minuti. Poi vabbè, le partite si vincono, si perdono, per l'amor di Dio, però l'importante è che i ragazzi abbiano comunque una certa mentalità quando sono in pista. Stasera l'hanno avuta, abbiamo fatto tanti errori che ovviamente analizzeremo e mi dispiace più che altro perché il risultato secondo me è un po' troppo pesante. Adesso occorrerà aspettare il sabato per vedere una reazione di questa squadra e comunque ancora una volta però in un modo o nell'altro si è ritrovati sotto di 5 reti. Sì, quello è un fatto che sta diventando una costante un po' che non va assolutamente bene. Adesso siamo ancora comunque in fase di rodaggio, è la seconda partita, stiamo lavorando insieme da un mese e mezzo. Come ho sempre detto, il lavoro da fare è tanto, adesso vedremo tutte le varie situazioni su cui lavorare. Ovviamente in primis questa cosa qua mi piacerebbe magari qualche volta giocare in vantaggio, essendo in vantaggio, ecco, però va bene, ci sta, siamo al 10-11 di ottobre, per cui Questo, sì. proprio il fatto di trovare una squadra come il Correggio che per 50 minuti, voglio dire, ha tenuto un livello di intensità altissimo, forse serve ancora di più della rimonta della partita scorsa per far vedere ai tuoi ragazzi qual è il livello standard da raggiungere. Sì, no, beh, sicuramente sapevamo che sarebbe già stato a prescindere una partita difficile questa, perché il Correggio ha una squadra che ha tanta qualità e mette anche tanta pressione in pista. Infatti li ho visti molto bene già rispetto alle altre 2 partite che avevo visto del Correggio, devo essere onesto. Quindi il livello della 2 quest'anno è questo, se non questo c'è molto vicino, perché ci sono tante squadre molto attrezzate, tante squadre molto forti e tante squadre che fisicamente saranno delle battaglie proprio a livello fisico per 50 minuti, perché comunque quando vai a giocare in Veneto poi sai benissimo che la fisicità è dominante. Sono 8 trasferte in Veneto e l'altra è a Correggio. E l'altra è a Correggio, quindi possiamo immaginare quanta fisicità ci possa essere nel prossimo campionato di Serie 2. Quindi ovviamente giocare questo tipo di partite ti fa vedere un po' quello che è il livello e quello che è il livello che dobbiamo raggiungere noi per quantomeno competere con questo tipo di squadra. Ecco. Ok, ringraziamo il mister.